È mezzogiorno, è arrivato il momento di darvi il benvenuto. Io compro Siciliano Live. Siamo agli sgoccioli di questa stagione, prima di prenderci una lunga vacanza estiva, ma meritata più che lunga in realtà. Ma ho il super mega piacere di presentarvi l'ospite di quest'oggi. Lei è un'imprenditrice e l'editrice founder del format B-Shopping Magazine, la meravigliosa Stefania Baio. Buongiorno a tutti, buongiorno, ho seguito il tuo consiglio, ho iniziato con questa specie di presentazione direttamente appunto dell'ultimo numero. Eli, buongiorno e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, è sempre bellissimo vederti e chiacchierare con te. Gli amici più fedeli di Io compro Siciliano si ricorderanno di averti sentita qualche mese fa al pomeriggio, quando c'era l'appuntamento con Cristina Ruffino con lo speciale pomeridiano, e stavi raccontando appunto il tuo mondo di B-Shopping, il tuo mondo da imprenditrice, del mondo della carta stampata in questo caso, ma non solo, perché B-Shopping non è soltanto la rivista che hai in mano, ma c'è un sito web, quindi c'è questo blog sempre aggiornato con tante notizie, tutte o quasi che riguardano un po' come facciamo noi, il nostro territorio, quindi il mondo imprenditoriale della nostra Sicilia. E tutto questo Non solo, però non solo, adesso ti anche racconto artistico, culturale, c'è tantissimo, scientifico, c'è tanto da raccontare, ma quando vi siete sentite, salute, quando vi siete sentite con Cristina qualche tempo fa, ancora non era uscito quel numero lì che ti ho visto in mano, dove mi sembra di riconoscere una Maria Grazia Cucinotta. Esatto, è proprio lei e questo hai fatto bene a ricordarlo perché ricordo perfettamente quel pomeriggio, era un pomeriggio di marzo mi pare, ed ero in pieno sviluppo sia ovviamente dal punto di vista contenutistico, editoriale che anche commerciale e sicuramente era un momento particolare perché sappiamo tutti che veramente da poco siamo forse in questo momento un attimo risaliti a prendere una boccata d'aria dopo un periodo veramente pesante. Ed è stato ad oggi, in questi 6 anni, sicuramente ancora, diciamo, forse il numero un po' più complicato nella gestione, nella realizzazione, proprio per il problema che stavamo vivendo. Perché paradossalmente il numero invernale, che è stato lavorato e prodotto subito dopo l'estate, dopo appunto una ripresa, no? Successivamente al primo lockdown, è stato più facile perché comunque la gente era un po' più ovviamente contenta, vogliosa, venivamo da un'estate semi-normale. Ma questa primavera veramente uscivamo fuori da un inverno pesante, un inverno di chiusure, un inverno di restrizioni, un inverno di solitudine, un inverno di paure dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista anche in generale, anche a livello di umore, anche degli stessi personaggi che volevamo appunto coinvolgere e intervistare. Quindi a questo punto devo dire che è stato veramente importante concentrarsi e devo dire grazie, ringrazio sempre, tu lo sai veramente, non solo a tutta la redazione, a Alice Raimondi, Donatella Spadaro, a tutti i giornalisti. Il mitico triumvirato di B-Shopping. Tutto al femminile, loro sono il mio braccio destro e sinistro, ma anche al team, alla crew, cioè i ragazzi venivano a lavorare in zona rossa e poi anche realizzare tutti questi shooting fotografici al solito, tutte queste interviste, comunque così in remoto, con un umore ovviamente che era un umore ovviamente un po' down, perché comunque sì, tutti speravamo che in questa ripresa, ma ovviamente c'era sempre un punto interrogativo, no? Quindi devo dire, io devo ringraziare veramente tutti, chi ha creduto ancora di più in questo numero, quindi insieme a me, a tutto lo staff, la cura della redazione, e devo dire che ad oggi questo numero così studiato, così attento, così nuovo, diverso, in cui anche alcuni contenuti commerciali sono stati prodotti e proposti in una maniera completamente diversa, molto più redazionale, possiamo dire così, e abbiamo dovuto incrementare la parte degli articoli, le interviste esclusive, abbiamo cercato di dare un taglio assolutamente più attuale, più interessante, senza mai dimenticare la
nostra linea editoriale dedicata alle tendenze, alla moda, ma tanta società. Ecco perché abbiamo anche voluto fortemente Maria Grazia Cucinotta. Tu sai perfettamente che abbiamo sempre avuto dei personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo, comunque siciliani, legati alla Sicilia, comunque molto conosciuti a livello nazionale e internazionale. Coronare con una storia internazionale nostra, ovviamente siciliana, questa edizione così particolare è stato veramente molto importante ed è legato a una grandissima, un grandissimo motivo appunto che ha uno sfondo sociale, perché abbiamo dedicato questo speciale Before Woman alla violenza contro le donne. Quindi lei ha scritto questo libro, ha fatto un'intervista esclusiva che ha fatto appunto realizzato Juno Tumbarello, un nostro caro giornalista che saluto tantissimo, e devo dire che lei si è raccontata in modo assolutamente libero, in modo molto spontaneo, naturale. Poi parliamo appunto di queste associazioni contro la violenza sulle donne, quindi si è creato questo filone sociale molto importante ed è quello che noi vogliamo perseguire. Già lo facciamo da molto tempo, ma vogliamo continuare a farlo, quindi anche questo fa tendenza, tra virgolette, perché è giusto e importante dare voce a tutte queste cose così importanti. Quindi B è una magazine per i siciliani che vogliono conoscere meglio la Sicilia e gli altri terranei. Assolutamente sì. Assolutamente sì, infatti questo numero io penso che abbia proprio sottolineato una svolta, tra virgolette, epocale in merito ovviamente a quello che è il nostro background, la nostra crescita, il nostro percorso di crescita. Riteniamo infatti che si sia arrivato a un momento di svolta, quindi ti faccio una piccola anticipazione, in quanto probabilmente dal prossimo numero ci saranno delle novità, a partire dal... Non lo posso dire, tu lo sai che a un certo punto io mi blocco. A partire forse dal no. Dacci un indizio. In che senso? Dal no. No. B rimarrà. B rimane per sempre, perché B è B. Ok. Vabbè, questo si spiega perché B-Shopping quando è nato proprio finalizzato allo shopping, c'era un motivo. Poi piano piano, man mano che... Sì. Aveva una fortissima anima commerciale, quindi crescendo e allargando gli orizzonti e quindi dando più spazio appunto a fenomeni legati alla società, legati anche, mi ricordo, interviste alla scienza, alla medicina, all'architettura, non so, alla cultura, c'è sempre di tutto e di più. Ovviamente un lifestyle tuttissimo. Design, food, moda. Esatto. Ma la società, quindi comunque con questo tipo di approfondimenti così dedicati proprio a determinati argomenti, con delle interviste esclusive, siamo riusciti ad avere delle interviste molto importanti, esclusive, che magari altri magazine non hanno mai avuto, quindi insomma, o comunque poche volte, dico, questa cosa ci fa riflettere. Abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi, al di là appunto dei partner, ma proprio dagli utenti che ci seguono sui social, ci scrivono, si informano, ritengono che la rivista sia diventata ancora più interessante proprio da leggere. Quindi questo, al di là appunto dei contenuti, delle informazioni pubblicitarie, perché parliamoci chiaro, ogni rivista del mondo vive di pubblicità, quindi quando io a volte capitava di sentirmi dire c'è tanta pubblicità, Deo grazia, nel senso che comunque noi viviamo di questo, come fanno tutti i magazine. Vorrei vedere se a Vogue uno mi va a dire no, Vogue hai troppa pubblicità, cioè di che stiamo parlando? È l'anima, no? di questa attività commerciale come di tante altre. Quindi dico, fondamentalmente è diverso, la pubblicità ci sarà sempre, ma è la linea editoriale che è cresciuta, è cambiata e quindi è andata verso una direzione diversa. Quindi riteniamo che stiamo lavorando appunto, non so se su questo, il prossimo numero, proprio sul rebranding. Ecco, questa parolina shopping che da un po' ci sta stretta, però non era ancora arrivato il momento. Forse è arrivato il momento di cambiarla. Vedremo con che cosa. È arrivato anche il momento di ricordare dove ci troviamo. Siamo nel Compro Siciliano, www.iocomprosiciliano.com è il nome del più grande marketplace del Made in Sicilia. Allora vediamo lo spot che ci ricorda tutto questo.
spot velocissimo, così come è velocissimo digitare www.iocomprosiciliano.com e trovare tutti quei prodotti che sono legati al nostro territorio e che vi facciamo conoscere anche attraverso le nostre trasmissioni. Intanto buongiorno da John Blandi e dal suo campo da golf, dove è andato a giocare questa mattina a New York, giusto per ricordare. Diamo il buongiorno a Gaetano Yengo. Ciao Gaetano, ben trovato. E salutiamo Deborah Saldi che dice: buongiorno Iana, complimenti alla tua ospite. Ho acquistato il magazine e complimenti per la bellezza del contenuto e della grafica, prodotto d'eccellenza. E poi c'è pure Io Compro Siciliano. Brava Stefania Baio. C'è. Trovi tra le pagine, mi ricordo una bella foto dei nostri Davide Borici e Giuseppe Giorgianni. Intanto Giuseppe, un altro Giuseppe Trento, ci augura un buon mercoledì dalla Slovacchia e viva sempre il Made in Sicily. Sempre. Stai cercando? Crederci. Certo, eccoli qui. Ma guarda che sono belli i nostri founder. Io devo dire che abbiamo dedicato intanto con grande piacere e affetto quest'articolo a questa realtà vostra fantastica. Io lo dico, lo sottolineo, sono fan dall'inizio, da quando durante il lockdown è iniziato questo gruppo, io mi iscrissi subito, dopodiché c'è stata proprio questa crescita così veloce, quindi io ho assolutamente avallato tutte quelle che erano le iniziative, quindi scambi reciproci di visibilità, perché io sono per le sinergie e ancora tanti complimenti, quindi sarò sempre qui aperta non solo a chiacchierare con voi, ma a dare visibilità a tutte le vostre iniziative. Vogliamo vedere come si realizzano i servizi di shooting fotografici. Stefania ci ha gentilmente concesso di mandare in onda un video che ci porta un po' nel mondo di questo ultimo numero di B-Shopping, e allora chiedo alla nostra regia di farcelo vedere. Just to do her hair now, because she cares, y'all. Her hair wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's home. You're so golden. You're so golden. Out of my head. Ecco perché ora ho capito, era uno perché sono Stati Uniti. Vedi? Ecco qui. Bene, io mi emoziono Raccontaci. Sembra la nonna, hai presente? Mi emoziono sempre. Allora, perché dietro c'è tutto questo lavoro. Allora, intanto, come si può ben capire, io da sempre credo che il marketing sia fondamentale, quindi brandizzo ogni cosa, cioè noi quando ci muoviamo, come vedi, tutta la crew e tutto quanto, insomma. Dalla mascherina all'automobile, tutto. Assolutamente sì, perché deve essere riconoscibile, e questo in questi 6 anni ha fatto sì che veramente rispetto al nostro target di riferimento tutti conoscano la rivista, tutti gli eventi che abbiamo fatto, di cui tu sei stata spesso anche la presentatrice, quindi fantastica sul palco insieme a Vincenzo Cancione. Ci tengo a sottolinearlo, visto che è un pilastro della squadra di Siciliano. La voce più bella secondo me che abbiamo qui in Sicilia. Io e il mio fidanzato che quando incontra Vincenzo mi zittisce e mi dice aspetta Vincenzo parlami. Te lo dico, insomma, cioè, capito? E io sto lì a guardare questa scena e lui mi dice ma la voce è più bella del mondo. No, stupenda. Infatti tra l'altro ha iniziato sempre a presentati lui, poi sei subentrata tu perché ho detto basta, dobbiamo cambiare assolutamente. Insieme in coppia. Stupendi, e quindi tutto questo ha fatto sì, insomma, che veramente ad oggi la rivista sia molto conosciuta. Quest'anno abbiamo fatto pure questa cosa degli autobus, quindi passavano questi 101, questi autobus. Io giuro, credimi, ma l'hai fatto tu la grafica, tutto quanto, la programmazione, però li vedevo. Mi emoziono, non ci posso dire. L'emozione è bellissima. Ma in che senso, Stefania? Ma in che senso? Lo ricordo. Però, secondo me, è così, quando tu
finché il tuo lavoro, quello in cui tu credi, in cui investi tutte le tue energie mentali, fisiche, eccetera, continua ad emozionarti sempre, significa che secondo me stai andando verso la direzione giusta. Senti, ma ti devo fare una domanda un po' scomoda. Normalmente con l'uscita della rivista Sì. c'era un grande evento. Questo hai è detto accaduto la nei parola anni precedenti. Hai detto la parola giusta, grande evento. Mm. Sinceramente, io voglio È un aspettare. momento storico particolare, ecco, diciamolo, perché sì, c'è stata una ripartenza, c'è stato il via libera, non so, penso alle festeggiamenti dopo i matrimoni o altro. È vero che però è un periodo un po' particolare, dove c'è anche ancora un bel po' di confusione. Puoi far entrare un certo numero di persone, devi tenere il distanziamento, serve la mascherina. Ci avete pensato? Allora, io già ti dico che organizzare l'evento di shopping è sempre stato ed è un momento molto impegnativo, perché comunque noi invitiamo circa 1000 persone, che comunque alla fine, insomma, in questi spazi enormi e tutto quanto, quindi capisci bene. Già è impegnativo organizzare tutto nei minimi dettagli, poi tu mi conosci bene quanto io sia super precisa, deve essere tutto al posto giusto, quindi io mi impegno tantissimo per organizzare questo evento. Abbiamo organizzato gli eventi veramente belli, no? Questo momento ancora, nonostante ci sia questo via libera e tutto quanto, ci impone, come hai detto bene tu, delle limitazioni importanti. Quindi in questo momento, per quest'estate, siccome io sono una che programma tutto, durante il lockdown, scusate, durante la zona rossa di marzo, aprile, eccetera, avrei dovuto programmarlo in quel momento lì, perché tu un evento di queste dimensioni non puoi programmarlo dall'oggi al domani, perché o lo fai, cioè, secondo me, io o ritorno a fare un evento mega come è sempre stato, o preferisco non farlo. Quindi o lo programmavo in tempo, e quindi durante il periodo della produzione del magazine, oppure preferite evitare, perché era un periodo talmente pieno di Certo, incontri, anche, esatto. che non avrebbe senso adesso andare a proporre, cioè io non voglio fare una cosa tanto per farla, voglio fare bene come ritornare ancora meglio di prima, quindi ho bisogno di tempo, di programmazione. Penso che se tutto andrà bene probabilmente lo faremo magari a Natale, a dicembre, perché tra l'altro... Che deve valere per 2, quindi deve essere proprio esplosivo. Allora, vero è che sicuramente l'evento invernale non può essere mai paragonato all'evento estivo in termini di location, di capienza e tutto quanto, però l'anno scorso avevamo chiuso un accordo col Teatro Politeama, per esempio, quindi insomma lo posso dire perché è tutto nero su bianco, e non l'abbiamo potuto fare, l'avrei voluto fare in streaming, ma sai, il rumore non c'era, comunque non era la stessa cosa. Anche queste aziende devono sfilare questi abiti per farli vedere a chi e soprattutto venderli per fare cosa in quel momento che eravamo tutti chiusi. Quindi probabilmente magari lo riproporremo questo inverno. Vediamo. Ciò non toglie che fare un cocktail magari a luglio, adesso sto capendo, ma una cosa molto elegante, molto carina, con un po' di amici, partner della rivista, insomma, tutta la mia crew, una cosa così, come si dice da noi, di prio. Però diciamo l'evento come siamo abituati. Ok. Leggiamo questo messaggino che arriva da Paola Serpico, che ci dà il buongiorno e dice: complimenti a Stefania per la grande professionalità e competenza. Quindi c'è questo questo applauso col quale vogliamo arrivare verso il termine di questa puntata. C'è Domenico Sgro che dà il buongiorno, anche lui dice complimenti. Biagio Taravello che ci saluta e saluta anche il suo compaesano Vincenzo Canzone. Vedi, noi l'abbiamo nominato e ce ne sono tanti da caccamo. Ma siamo arrivati alla fine di questo spazio. Stai già lavorando al numero invernale o un pochino di vacanze te le meriti anche tu? Allora, io sto lavorando, come ti dicevo, alle idee, perché dalle idee poi viene tutto diciamo, in progress di conseguenza. Quindi adesso, diciamo, mi riposo un pochino, fine settimana, eccetera, però siamo sempre sul pezzo, perché ti dicevo, ci saranno delle grandi novità, spero, dall'autunno, quindi stiamo progettando. E io se lo puoi immaginare lo puoi fare, quindi in questo momento sto immaginando.
Brava, brava, e quindi vorrei dire che lo potrai fare. Grazie Stefania Baio per essere stata con noi a raccontarci di Grazie a Shopping voi. Magazine. Grazie, Ciao! grazie a voi. E siamo giunti così al termine di questo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Vi ricordo domani puntata super speciale. Avremmo potuto chiudere qui questo mese, invece abbiamo un'ultima puntata speciale, la condivideremo io e Cristina Ruffino, con la quale ci siamo alternate alla conduzione di questo spazio di mezzogiorno, quindi domani questi due punti della Sicilia, Catania e Palermo, uniti insieme dal cuore pulsante di Io Compro Siciliano, per cui non perdetevi quest'ultimo grande appuntamento prima della nostra pausa estiva. Vi ringrazio per averci seguiti, ringrazio come sempre tutto il mitico gruppo di Io Compro Siciliano e ci rivediamo domani sempre a mezzogiorno. Ciao!